Quando è ritornato dopo la guerra, è ritornato al suo paese a Pontedera, che sensazione ha avuto? Sensazione. Non ha più casa, non ha più niente. E i suoi dov'erano? Sfollati in un paese, le case comunali, proprio alla carità, distrutta la famiglia, distrutto tutto, Dio. È un macello. E si tira avanti, si stringe i denti e ci rimettiamo sotto al lavoro. Per un periodo è stato profugo in Piemonte, ha detto? Sì, è stato a Piemonte Con la famiglia? con mio padre e l'altro fratello, la mamma e la sorella. In Piemonte in che paese? In Piemonte eravamo nel Monferrato, a Gabbiano, Monferrato. C'era una fornace, aveva bisogno di fuochisti. Mio padre veniva già da discendenza di fuochisti, mio fratello era fuochista e si sono messi e io ho fatto il capomacchina a questa fornace e tanto ha contribuito lì, passetta alla volta, poi si va in città, si cerca un lavoro come si deve, il lavoro non mancava a quel tempo, anche se gli era dura perché la Fiat, la Pininfarina dove io ho lavorato, la Pininfarina, quando c'era tanto lavoro occupava tante persone. Finito la commessa del lavoro le mandava a casa però. A quel tempo gli era così, Adesso non fanno più, ma succede il casino che succede. E poi è venuto a Treviso, dopo questo periodo? E dopo quando ho potuto guadagnare 3 palanche, abbiamo detto, vogliamo farsi una casetta? Dove la facciamo? Sì, ma facciamola a Treviso. Dato che lei, sua famiglia è qua. Si era già sposato quindi quando era Sì, sì, ero già sposato. Quando uno arriva a una certa età e riesce a guadagnare abbastanza bene, mette su famiglia. E siamo venuti qua e ho trovato duro qua, molto duro. E via. E non era mia accettata la gente da fuori. Per farmi questa casa, nessuno voleva farmi la casa. Io ho dovuto depositare tutti i soldi fino all'ultimo centesimo del progetto in banca a Treviso. E allora mi hanno fatto la casa. Eh sì, che aveva sposato una del paese. Io ero di là dal Po. Vabbè. Non posso credere. Purtroppo è così. E siccome fra questi c'è anche delle persone per bene, avevo conosciuto un impiegato delle poste che era sfollato in tempo di guerra da Danieli, anche lui, e consegnato tutti i soldi a lui e lui da mano a mano che finiva i lavori li pagava e basta, no, non di più né di meno. Fatto il lavoro a quel punto ti pago, fai l'altro lavoro ti pago. In che anno era questo? Nel 63. L'impresa era qui del paese e l'impresa era... L'ho trovata a Treviso, non sono stato mai a trovarla, nessuno me l'ha voluto fare. A Padernello è stata proprio una lotta, soldi in contanti ce n'è niente. E le banche non prestavano soldi, le banche? Io sono andato a cercare, io avevo soldi contanti, a Torino avevo guadagnato. Io lavoravo in officina, la notte andavo a dormire nell'altra officina, sempre della solita ditta, a far guardiano. Per di più avevo una custodia di una falegnameria di livello numero 1, insomma, ebanisteria si chiamava, e tutto, i soldi piovevano. E
così abbiamo deciso di farsi sta casa qua, di vivere tranquillamente, e per mezzo di un conoscente qua di Quinto ho trovato lavoro alla Berga. La Berga, dopo un primo momento, ha iniziato a apprezzare il lavoro, a mandarmi in giro, così che sono andato a finire in Africa, sono andato a finire in Arabia, sono andato a finire in Francia, tutto. Come c'era qualcosa da mettere a posto, mi mandava e tutto, e quello contribuiva a avere un po'. Mi sono trovato bene, sono contento di quello che ho fatto.